Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Signori e signore, siamo a 3 gare dalla fine. Abbiamo circa un 40 punti dal sesto, però abbiamo davanti anche Strolia e Anderson, quindi non siamo settimi, siamo noni. Rimonta quasi scandalosa da quanto belle. Però mancano solo 3 gare, dobbiamo fare 3 cose veramente dure. Adesso abbiamo la Must Start in Czech Republic, poi una sprint in Estonia e chiudiamo con un individuale in Estonia che sappiamo essere il tallone d'Achille per Veneziano. Faccio fatica anche a parlare della tensione. Andiamo raga, rock and roll, must start. Qua dobbiamo fare una prestazione sublime, quasi impossibile. Vai, 4 gradi però sicuramente il boost non è dalla nostra. Abbiamo dei fenomeni davanti che sappiamo. Vabbè, stiamo buoni, stiamo zitti e pedaliamo, anche se non siamo su pro cycling. Seven place, siamo nella classica seven place come viene. Si vede che il boost non è per noi, Abbiamo trovato condizioni climatiche un po' così purtroppo e si vede. Dai Cuba, dai Cuba. Nevicata importante. C'è una tensione incredibile. Il Cuba ha fatto una rimonta mostruosa. Contiamo che abbiamo anche una gara in meno perché la prima gara l'abbiamo saltata per l'allenamento. 8° posto. E adesso bisogna vedere il poligono. C'è una tensione quasi diabolica. Dai, ottimo prima sessione. Ottima first session. Bravo Kume, bravo Kume, bravo Kume. E siamo in 4ª posizione. Chiaramente che c'è il comando Marecek, un fenomeno. Super Fanta Marecek. Il problema è che stiamo galleggiando tra la 4ª e la 5ª posizione. In realtà può bastare se diciamo gli avversari fanno cappelle il sesto, il settimo e l'8º. Non voglio stancarmi troppo in questa prima parte. Tanto siamo la parte Marecek che sappiamo che è un fenomeno. C'è Anderson che è secondo purtroppo, che è un competitor davanti a noi. Dai Kuma. Possiamo fare bene. Tanto la classifica giovani teoricamente è blindata. È già qualcosa, è già comunque un buon obiettivo. Però il sogno deve fare subito dalla Ibu alla World. Ok, la tensione adesso è snervante. Godo, grandissimo, mamma mia, cosa
Si è inventato il talentissimo. Ha sbagliato anche Marecek, hanno sbagliato tutti praticamente, siamo terzi. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Purtroppo manca ancora tanto, però. Dobbiamo tentare una piccola fuga per cercare di blindare la terza posizione. C'è una tensione indicibile e neanche Marecek è lontanissimo. Vai Comendon, vai Comendon. Adesso sarà durissimo però il poligono, la tensione è no alta di più. Visto che pensa alle Olimpiadi, cioè, ciao Fiori. Marecek se non sbaglia, cioè anche un po' per sull'altro errore Marecek, forse anche due con noi. Perché c'è Brand secondo. Nonostante sci non perfetti per queste condizioni, stiamo volando. Ok. Adesso è dura prova in piedi, Dai, è andata un po' lentini, ma è andata. Abbiamo perso qua, secondo me. Abbiamo perso un po' di posizioni. Marecek. Madonna, quanto abbiamo perso? No, non prendiamo posizioni, ma. Possiamo finire i primi perché quelli davanti. Tammocari. Peccato. Lontano che c'è Marecek che recupera sicuro. Siamo quarti in questo momento. Ma puttana miseria, però. Che nervi, che nervi. Ho perso su altri. Il vantaggio è buono, ma non incolmabile purtroppo. Marecek addirittura sesto. 2 errori ha fatto. Mamma mare. Adesso sto svegliando i Vasilev e Stalto. Vaffancuore. Spingendo un po' di più adesso. Ma non sono imbattibili questi, non sono imbattibili questi. Ok. Adesso il problema è che abbiamo l'ultimo colpo. Mamma mia, se non sbagliamo niente il podio è possibile. Mamma mia che tensione. Siamo in corsa per il sesto posto. Mamma che tensione. Ok. Relax. Benissimo, neanche lenti. Bravo Cube, bravo. Bravo Cube, bravo Cube. Sbagliano entrambi. Sbagliano entrambi. La prima posizione non è impossibile. Adesso bisogna capire Marecek se è secondo, ma siamo primi in questo momento. Non ci voglio credere. Non ci voglio. Marecek è secondo, finito. Il primo posto è impensabile con Marecek. Vediamo. Calma. Con Marecek è impossibile. Ma proviamoci. Impresa titanica di Veneziano, che comunque il podio c'è. Marecek a 1,7. Che sboro, Marecek hai rotto 3/4 di cazzolino, però. Sta arrivando Marecek, lo sento, lo percepisco. Dai, le hai vinte tutte, lasciami questa. Lasciami una vittoria di tappa, Marecek. Sentilo, sentilo come sto figlio d'Androcchia.
mia, che sfida con Marecek. Con Marecek, sfida mostruosa con Marecek. Sfida mostruosa con Marecek. Sfida mostruosa con Marecek. Dai Cube, ce la fa Marecek, ce la fa Marecek alla fine. Ce la fa Marecek alla fine, incredibile. Ce la fa Marecek alla fine, non ho parole. Che sfiga, oh, che sfiga. Perdiamo per 0-1, incredibile. Perdiamo per 0-1. Ma che secondo posto, che secondo posto. Terzo argento, terzo argento. 1061. Allora andiamo subito a shoppare. Noi abbiamo comprato quella intermedia, diciamo, ok. Quindi per condizioni superbe, diciamo, dai meno 2 ai meno 12. Ok, ok. Adesso, dato che vogliamo capire la prossima gara per avere il top total score, siamo... Oddio, abbiamo un punto di vantaggio su Anderson. No, vabbè. Quarti anche, madonna, però che rimonta abbiamo... Vabbè, stiamo calmi. Qua non possiamo fare niente. Meno 11, meno 15, fatalità. Meno 11, meno 15. No, 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 no. Qua. Prendiamo questa allora per il freddo e dopo prendiamo questa per il sole. Cioè, quindi a temperature alte. Quindi i 3 qua faster speed e intanto ci accontentiamo di questo. Però adesso andiamo col freddo, dai. Ok, perfetto. Abbiamo più soldi però. Allora, race. Allora, abbiamo questi per temperature diciamo medie. E queste per le temperature super fredde. Vai ragazzi che se potevo vincere l'oro, non ci credo. Ho perso l'oro per 0-1. Qua abbiamo la sprint. Mamma mia, per niente. Non so se essere felice o scontento per un'inezia proprio. Vai. Vai. 3 giri qua nella sprint. Vai, qua abbiamo anche adesso sci prestazionali per queste temperature. Vai. Che garona che ho fatto, che garona che ho fatto. Come sta spingendo come un leone. Il Cume vuole il sesto posto, lo percepiamo tutti. Il Cume vuole andare in World Cup. Dopo so cazzi World Cup, però... prima posizione, il boato, il boato. Abbiamo un boost importante, abbiamo. Dobbiamo... siamo sesti in questo momento, bisogna capire Anderson. Sono lotte su Anderson. E si chiude purtroppo con un individuale che per noi è la nostra, proprio il nostro tallone da killer proprio. Dai come adesso riposiamoci un attimo. E siamo al poligono. C'è poco da dire, dobbiamo fare 0 errori. Il Kume si sta ritrovando alla fine, è incredibile, grandissimo Kume. E che manca ancora un poligono.
Siamo in testa, ma con i big, ricordiamolo. C'è Margherita, però. C'è Margherita Hack, dai. Che comunque rimontona veramente incredibile. Comunque vada una prestazione sublime in questa Ibu Cup primo anno. Mamma mia, questo può diventare un fenomeno. Però ce ne sono altri più forti per il momento, tra cui Marecek, che è veramente di un altro pianeta, il buon Marecek. Place 2 in questo momento, Place 2. Siamo nella classica Place 2. Ci stiamo giocando la classe regina di questo sport. Ci abbiamo perso un po' dall'Ozbers. Sta dando tutto veneziano adesso. Dai Kumendon, dai Kumendon. Beh, dai, siamo messi bene, non devo cappellare ovviamente. C'è anche Anderson al poligono. Puttana miseria. Un errore pesante che mi costa tanto. Pazienza, è andata così. Non si può sempre. La tensione è alta, ragazzi. Qua siamo i campioni, nono posto purtroppo. Anderson quinto, eccola qua. Questa è la cosa che non ci voleva. Anderson quinto. Anche Anderson ha fatto un errore, però. Torna davanti Anderson nella generale. Sesto posto, stiamo tirando come dei forsennati adesso però, Dai Kume che non è finita, dai Kume non è finita, dobbiamo stare davanti ad Anderson e poi sperare anche nel settimo, l'ottavo, anche loro non devono fare numeri. Sta dando veramente tutto il talentissimo. E sì, comunque in discesa si può stare a fare lo sprint. Assolutamente. Addirittura quinto quando sto recuperando, però in sciata, mamma mia, peccato per quell'errore, potevo giocarmi il podio secondo me. Non lo potevo giocare il podio. Buon Kume comunque, buon Kume, dai. Siamo in lotta per il quarto, quinto posto. Quarto posto ne mancano ancora però. Però siamo davanti ad Anderson. Siamo davanti ad Anderson sicuro. Prego, non la medaglia. Ah, ok, ma sta una medaglia di legno. Sesto che svolva senza quell'errore, sarà podio. Anderson undicesimo, senza quell'errore, senza quell'errore. Comunque va tripletta della Repubblica Ceca, Fiori. Bravo Kuma, bravo Kuma, bravo Kuma. Dai, 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 che andiamo. Abbiamo schedule total score, siamo all'ultima gara, Fiori.
L'obiettivo è essere davanti a Anderson, Strolia, Asinger e Vasi, ne sono tanti. Guarda Hack comunque, Hack alla fine è dietro di noi, eh. Marec ormai è stracampione, bravo lui. Qua non possiamo vincere nessuna classifica, ovviamente. E raga, abbiamo l'ultima tappa del mondiale. Ci giochiamo nell'individuale, purtroppo nella classe dove il Cume fa più fatica. Ci giochiamo la classe regina. Aspetta i gradi. Più 10, più 6, non ci credo. È proprio la giornata più calda, non abbiamo nessun bonus. No, è meglio questo però, che palle. Questa è una serve quello caldo, che sfiga. Eccoci qua ragazzi, Anderson parte per secondo, poi abbiamo Eslinger 26esimo, noi 33esimi, Strolia 40esimo. Vabbè, vediamo raga, però proviamo l'individuale che è una classe che noi soffriamo, una specialità che soffriamo, e siamo non con i fatalità, ma che sono un tipo di sci, quelli caldi, quelli proprio per il caldo torrido. Abbastanza sfortunati, vabbè. Proviamoci. Siamo sesti. Vai. Proviamoci almeno. Non dobbiamo sprecare energia, mi raccomando, Kuma. Abbiamo già gli intertempi di Anderson, ce li abbiamo perché è partito prestissimo. Non voglio sprecare troppo. Anderson, 3 errori per Anderson, benissimo. Questa è una buona notizia. Siamo addirittura primi, ma mamma mia, come sta dando veramente tutto. Questo momento un po' particolare nella sua carriera, con una casa un po' da rifare, non tanto, perché i pavimenti sono andati. Con le tifose del Kuma sempre in bikini anche a meno 50 gradi. Non è facile sciare così. Ancora primi, ma non mi interessa questo intertempo, so che è fasullo, nel senso, alla lunga i campioni vengono fuori. La questione è che purtroppo nell'individuale meglio andare un po' più lenti. Lo dico sempre, poi la voglia di far presto è tanta. Ma la tripletta cieca 1, 2, 3 come sempre, o quasi. I primi sono andati bene, ma lo sapevo. Sono bello riposato. Preferisco non sprecare energie, sinceramente. Secondo posto, ma non mi interessa questo adesso. C'è una tensione senza senso. Terzo posto, ma va benissimo. E devo tenere le energie per lo sparo, perché è più importante lo sparo nell'individuale.
Mamma mia, raga, non pensavo che un gioco di birra potesse darmi tutta sta carica, tutta sta tensione, incredibile. Terzi. Super tosta l'individuale. Però quelli ci stiamo andando veramente forte, eh. Questo è buono. Terzo posto sempre. La chiave nella sprint è sbagliare il meno possibile, più di qualsiasi altra disciplina. Ok. C'è molta tensione, lo ammetto, c'è molta tensione. C'è molta tensione. Ma è meglio non sbagliare, è meglio andare più lenti. Secondi. Anderson è messo malissimo. Sembra che mancano ancora 2 poligoni, fioi. Sono tenuto molta energia e va benissimo così. Marecek è un fenomeno. Ho fatto già 3 poligoni, 0 miglior tempo e 0 sbagli. Mamma mia. Sono curioso di vederlo in World Cup questo, eh. È facile da dirsi, ma se non sbaglio il poligono è sicuro la World Cup. Sempre secondo. Ah, Marecek non puoi superarlo, Marecek. Cioè, ragazzi, Marecek è una bestia. Guarda quanto mi rompe i coglioni l'ucraino. Ma che sia? Lesiuk? Lesiuk? Bah. Non credo. Come sta perdendo da Marecek. È incredibile sto uomo. Siamo in lotta con Claude per il secondo posto, ma la medaglia mi interessa fino a un certo punto e voglio la generale, voglio il sesto posto, lo merito dopo una rimonta incredibile. Questo è molto delicato il terzo poligono. Un errore che non ci voleva purtroppo. Pazienza. Ottavo posto. Appunto sono ancora il primo tra i sesti, nel senso. Peccato, però la tensione è alta, sono sincero, il cuore batte forte. Vediamo se riesco a recuperare in pista. Siamo all'ultimo poligono.
Marecek, 2 errori all'ultimo eppure ancora primo, incredibile. Un attimo solo no, il telefono adesso. Aspetta, devo prendere un attimo, devo rispondere per forza, devo prendere un attimo il rettilineo però. One moment. Momento sempre indicato. Andiamo. Sempre ottavo. Non è capire cosa fanno gli altri, ragazzi. Andiamo all'ultimo poligono con molta pressione. Era meglio sbagliare all'ultimo. Legiuk secondo, bravo Legiuk. Sempre ottavo, ha sbagliato anche il francese comunque. Se non devo fare errori. Una parola. È troppo brutto l'individuale che se sbagli il colpo perdi 32 anni, 4 mesi, 12 giorni. Vediamo. Vai, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Va benissimo. Ma secondo me recupero tanto. E infatti siamo quarti. Infatti siamo quarti. Senza quell'errore da podio, secondo me. Vai Cube, vai Cube. Dai, Cube ha fatto veramente una prestazione sublime anche qua. Peccato quell'errore stupido. Accovacciato. Dai, Cube. Adesso il Cube deve veramente dare tutto. Il Cube deve veramente dare tutto adesso. O adesso mai più, Cube, o adesso mai più. Guarda come sta tirando adesso Veneziano. Sempre quarto però. Senza quell'errore era podio sicuro, madonna di Dio. Senza quell'errore era podio sicuro. Sta dando veramente tutto il talentissimo. Dai Cube, dai. Sempre quarto, sempre quarto. La medaglia è utopia. La medaglia è utopia. Come si suol dire, utopia pura. Ma veramente stiamo tirando fuori comunque un cuore, una grinta. Vai. Vai Cube, vai Cube, vai. Siamo fuori dal podio ovviamente. Quarto posto Legno, 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 Legno. Ma va, secondo me basta per la World Cup. Adesso vediamo gli altri. Legno? Legno! Ma siamo in World Cup, siamo davanti a tutti, siamo davanti a tutti. Teoricamente siamo davanti a tutti, cioè. Non ci voglio credere. Ennesima medaglia di Legno, ragazzi. Guarda che nera. Che sfiga. E siamo sesti. Andiamo in World Cup. Andiamo in World Cup. Un sogno incredibile. Incredibile quello che abbiamo fatto. E siamo davanti a gente come Hack che ha fatto grandi cose. L'Under 23 Galizia che si è vantato in un'intervista che è più forte. Invece vinco io. Nella sprint finiamo sesti. Nell'inseguimento quarti. Mass start noni. Individuale 16esimi.
Ok. Mamma mia, ci arrivano anche bei soldoni. Ci arrivano bei soldoni. Assolutamente. E qua perché cos'è back? Cos'è qua? Ah no, ok, se no anche posso far molto, quindi vai. Sì, sì, continua, figurite. Ok, qua possiamo fare qualcosa? No. Punti zero. Boh. E adesso ci pigliamo subito anche l'ultimo paio di sci. Tanto io qua boot, qua non cambia solo estetica, solo estetica, solo estetica, solo estetica e solo estetica. Allora questo ce li faccio, che chiaramente voglio tutto perché me ne voglio prendere anche orange, cioè voglio la tuta orange. Ci mancano questi per le condizioni di caldo. Ok, ce li pigliamo. Tu. Ok. Dopo, per esempio, vediamo i Rossignol così, hanno un altro tipo di boost, cioè, credo, non so se sono tutti uguali, vediamo. Un po' di più. Intanto abbiamo il top di gamma di questo, poi con calma, cioè non possiamo comprare tutti i sci del mondo, dopo devo anche allenarmi adesso, perché siamo senza skate. Ok. My Trofei Season 3. Due argenti solo, purtroppo. Però un argento nella Ibu Championship, 90% di accuratezza come sempre, un trofeo su 10, sesto posto in classifica e si va in World Cup, signori. Si va in World Cup, si va in World Cup, si va in World Cup, si va in World Cup. No go sky, no go sky. Non posso fare un cazzo. Però almeno adesso sono a posto col materiale, per un po'. Next season si ritira Biatfoska, Irving, Guint, Piroski, Scotterin, Claude, Gasparin, Zuk, Inderson, Sinapov, Patrick, Jux e Schiller. Ci siamo? Buono. Siamo con i grandi, signori, siamo con i grandi. E siamo a metà classifica dei grandi. Allora, Giacomel, il nostro italiano, è al top insieme all'Agrade. Poi certi norvegesi sono un po' calati rispetto all'inizio, sì. Però abbiamo, vediamo i tremendi qua. Marek che già 86 ragazzi, mamma mia. Elia Zeni in Ibu Cup, godo per ok. Flavio Gai è rimasto in Europe, proprio il crollo di Gai. Veramente, mi dispiace per lui. Sean Doherty è l'ultimo, diciamo, dei big. Noi siamo a metà, però, siamo a metà, questo è positivo. Solo faccio il culo, fiori. Siamo alla Coppa del Mondo. Ok. No money, purtroppo. Tu. Allora, vediamo qua. Abbiamo le tappe norvegesi di World Cup. Ci sono anche i giochi olimpici, ragazzi. Ci sono anche i giochi olimpici, calma. Allora, abbiamo in Norvegia tre tappe, poi Austria, Finlandia, Estonia, Francia, Germania, Polonia. Abbiamo le Olimpiadi in Svizzera. Olimpiadi in Svizzera. Mamma mia, che figata. E quindi non ci sono i campionati mondiali, ma ci sono solo le Olimpiadi che però hanno un'importanza abbastanza devastante. Fiori, questa stagione sarà qualcosa di indecente. Ok. E niente, Fiori, si parte. Io direi, adesso vediamo un attimo quanto è lungo il video perché mi piacerebbe fare la prima tappa. Ok, ragazzi, possiamo fare questa gara qua. Andiamo a vedere l'Hall of Fame, uomini. Allora, Giacomel ha vinto la Coppa del campione in carico della Coppa di Cristallo. L'altro anno Samuelson, 2 anni prima, e il primo anno John Olaf Botn. Olympic Gold nessuno. Qua siamo Giacomel, ragazzi, show. Small Crystal, Vin Giacomel, ma hanno fatto una stagione Giacomel 21 vittorie, il leader. Che bello vedere sta cosa. Giacomel è l'uomo che ha più podi. Ma adesso tocca a vediamo. Io sono curioso del norvegese John Olaf Bot perché aveva una. mm, era tipo più di 90. Non c'è più. 87, è calato. Quanti anni ha? 29 anni. 29 anni. Ne avevamo 21, ragazzi. Mamma mia, siamo scarsi. Speed, strength e endurance ancora. Cioè, devo ancora migliorare tanto. Vediamo.
Abbiamo la media dell'83, c'è un Giacomel, mamma mia, 28 anni. Sì, prepariamoci a prendere bombe. Cominciamo la scheda con una short individual in Norway. Sono previsti meno 6, meno 10, quindi con meno 6, meno 6, meno 10. Abbiamo da prendere, no, il caldo, questa qua, eccola qua. Quindi l'intermedia, meno 6. Vai! Siamo contro i super big. Non so che abbiamo anche più giri in totale, E qua vediamo il nostro valore. Con un rating di 83, forse siamo arrivati un po' troppo presto, terzo anno, cioè quarta stagione siamo in World Cup. Vai, 5 giri, ma non è short. Ah, cazzo, allora sono tutte più lunghe secondo me, Non è sono più lunghe, ma chissà, vedremo. Forse sono più giri, non lo so. Tanto qua non sono andato a uovo, già cappella come indiana, c'è un po' di tensione, lo ammetto. Però adesso siamo con i big, l'obiettivo chiaramente è la salvezza, rimanere qua e diventare un Hall of Famer, vincere tutto se possibile. Ma il campione in carica di tutto praticamente è Giacomello, un italiano. Voglio andare alle Olimpiadi però, Voglio andare alle Olimpiadi, questo è l'obiettivo. Siamo in Coppa del Mondo, ragazzi. Siamo in Coppa del Mondo al quarto anno. Sono anche sponsor diversi, mi sembra. L'obiettivo è una salvezza tranquilla e con i parametri che abbiamo la possiamo raggiungere. Vediamo un Marecek, vediamo se fa il fenomeno anche qua. Però ha 86 parametri Marecek. Io ho preferito, adesso non posso dedicare tutti i soldi all'allenamento comunque. Ma c'è anche un boato diverso, c'è più gente, no? Ciao. Che lenti, un po' lentini, però. Vai. Va bene così, va bene così. 11esimi. Malecek comunque secondo intanto. Giacomello deve ancora partire però. Qua siamo nel Gotha dei più grandi. E l'età è della nostra, sono tutti 27-28 anni quelli forti. Dopo ci siamo noi, cazzo. Voglio vincere tutte le classifiche. 50, 47. Vai. 13esimo. Quattordicesimi. Sto cercando di tenere le energie, ragazzi, a parte nelle salite. Bravo Kuma, dai. Comunque sto tra l'89 e il 90% nelle 3 stagioni come accuratezza. Vai.
sbaglio l'ultimo, peccato. Prima gara ci sta, dai. Prima gara ci sta qualche errore. Comunque Giacomel ha detto di Veneziano, il nostro compagno di squadra, è un potenziale Bjordalen. Veneziano un po' impaurito, ha detto grazie, forse è un qualcosa di troppo grande per me. Mi basta intanto avere le tifose in bikini, già qualcosa. Risposta solita pumendiana. 12esimi. Questa prima gara è proprio per rilassarci. Come va? Va. Adesso mi interessa solo fare una bella prestazione. Decente. Come sarà dura arrivare in top 21. Vedremo. Il primo errore in World Cup comunque. Dov'è Marecek? 3 errori per Marecek, il polso che ti fa male, Marecek. Peso Marecek. Un italiano, forse Giacomel. Forse Giacomel. È Giacomel. Il fenomeno campione del mondo in carica. Terzo poligono da fenomeno. Un errore di Giacomel intanto, anche i campioni sbagliano. Buono Kuma, buono Kuma. Decimo posto, forse per short intendono il tracciato però, credo. Terzo poligono veramente veloce e preciso, impeccabile. Che bello sentire il boato della World Cup però, Fiori. Vai Kuma. Qua forse ho esagerato un po' troppo con... Vabbè, dai, andiamo. Qua abbiamo veramente dei fenomeni, Decimo posto, va benissimo. Andiamo al poligono. Dai, un errore la prima gara in World Cup, è una bella soddisfazione. Va bene, un po' lentini, ma va benissimo. Ottavo posto. Siamo davanti a Marecek in questo momento. Forse Marecek sente la tensione più di noi in questa World Cup, chissà. Qua si vedono i campioni. Buono, buono, buono.
Dai, spingiamo, spingiamo forte. Giacomelli incazzato, si vede. Sta tirando Giacomelli. Nono posto, top 10 è impensabile. Grande, grande gara, però sono iper soddisfatto di questo debutto in World Cup. Dai, 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 dai. Vai, Kume bravo, Kume bravo, Kume bravissimo. No, 11° posto che poi spero un top 20 sinceramente. Vai. Vediamo se è fattibile il top 20. 16. Oh yes, 18°. Oh, vince Giacomelli alla fine. Mamma mia. Dov'è Marecek? Cazzo. Ce l'ha fatta per pochissimo, maledetto. La rivalità è con Marecek, Però tanto 18° alla prima tappa. E io godo. E io godo. Un po' di soldini arrivano. E perfetto. E siamo gli unici under 23. No, vabbè. Cioè, è una soddisfazione immensa, ragazzi. La prossima cos'è? Meno 11, meno 15. Dai, facciamo anche la sprint, è troppo un gioco droga. Allora. Meno 11. Ok, andiamo col super freddo. Vai! E chiudiamo il video così, troppo bello. E abbiamo la maglia blu perché ci siamo solo noi. Vai. E si parte ragazzi per una sprint. Prima sprint in World Cup per il talentissimo. Non ci sono molti riferimenti, ma la sprint sappiamo che non possiamo cappellare a quel poligono perché sono pochi. Sono solo 3 giri. Sesta posizione su 6, non è proprio una bella cosa, ma l'americano Wright è in testa. Concentrazione massimale per il talentissimo. Sempre 6th place. Vai. Spingiamo, spingiamo. Andiamo a recuperare. Marecek già un fenomeno che spawn, ma sto Marecek. Oh. Mi è visto sul culo Marecek. Voglio battere Marecek. Buonissimo, buonissimo, dai che va bene. Molto bene. Sesto posto sempre, ma va bene. Guarda questi come spingono.
Dai Come, settima posizione. Madonna ragazzi. Dai, siamo già competitivi comunque, siamo già competitivi, cosa è positiva. Cerchiamo di non sbagliare il poligono. Settima posizione. Ok, che va bene, ok, sempre settimo posto, va benissimo. Un errore per Marecek comunque. Percorso pulito, bravo Come. Dai che arrivano già bei punti. Sesto posto, chiaramente non sarà sesto, ma mancano tutti i big, però va benissimo, va benissimo. Comunque Giacomè, signori, una bestia Giacomè, una bestia. Dai, tiriamo un po', tiriamo un po', tiriamo un po'. Impeccabile il Come, senza errori il poligono, una cosa che amo molto. Dai, questa è una salita impegnativa. Sempre sesto posto però. Dai che siamo arrivati. Dai che siamo arrivati. Entriamo nella parte finale del tracciato. Alla fine l'americano Wright primo, Finiamo. Sesto posto, ma bisogna capire poi a quanto. Almeno il top 10 impossibile. Top 15 neanche. Neanche per il momento. Siamo belli, sinceramente. 20esimo addirittura. 22esimo. Porca miseria, sono bestie qui, senza errori. L'è dura, ragazzi. Ad Arden in World Cup l'è un po' dura. Va bene. Ah, questo non possiamo neanche farla, perché però, cazzo, non ho soldi. Perché non mi sono qualificato. Porca. Peccato. Race. Skip. E la prossima, ok, ci siamo. La prossima è in Austria. Molto caldo. Lo score, vedo un veneziano, 25esimo a 42 punti. La retrocessione, dai. Lasciamo quelli là, io non voglio mai finire nella zona rossa. Raga, sotto il pomodoro veneziano, Giacomè è già in fuga. Siamo in World Cup, dicevo, adesso per vincere devo il tempo, anni e stagioni, quindi relax, ragazzi, relax. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!